Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Come di consueto apriamo con il bollettino che riguarda il coronavirus della nostra regione. Sono 874, 15 in più rispetto a ieri i casi positivi al Covid in Calabria, lo riferisce il bollettino regionale, ma vediamo insieme i dati. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 14.248 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 874, 15 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 13.374. I casi positivi sono così distribuiti territorialmente: a Catanzaro 55 in reparto, 7 in rianimazione, 82 in isolamento domiciliare, 16 guariti e 24 deceduti. A Cosenza 50 in reparto, 4 in rianimazione, 191 in isolamento domiciliare, 10 guariti e 17 deceduti. A Reggio Calabria 37 in reparto, 4 in rianimazione, 181 in isolamento domiciliare, 17 guariti e 11 deceduti. A Vibo 8 in reparto, 48 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 4 deceduti. E a Crotone 18 in reparto, 80 in isolamento domiciliare, 4 guariti e 5 deceduti. Secondo il bollettino, le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono ad oggi 8.119, così distribuiti: a Cosenza 2.488, a Crotone 1.365, a Catanzaro 1.552, a Vibo Valentia 488 e a Reggio Calabria 2.226. Le persone giunte in Calabria da luoghi a rischio ad oggi che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.921. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. E a pochi giorni dalle festività pasquali, il presidente Jole Santelli ha chiesto alle forze dell'ordine di vigilare con attenzione il traffico in ingresso in Calabria, che ha anche per destinazione la Sicilia, poiché rischierebbe di trovare un blocco a Villa San Giovanni. Non vogliamo che si ripetano scene già viste, ha detto la Santelli, e che sia una Pasqua di emergenza per responsabilità che non ci appartengono. Adesso ascoltiamo la testimonianza dell'assessore Altomare di Rogliano. Anch'io sono stato contagiato dal coronavirus e sono in attesa dei 2 tamponi come da protocollo, che devono essere eseguiti a distanza di 24 ore e devono risultare ovviamente negativi per accertare la completa guarigione. Come sapete, il comune di Rogliano e il comune di Santo Stefano di Rogliano sono stati dichiarati zona rossa fino al 12 aprile. Questo significa che i cittadini hanno delle maggiori restrizioni da seguire. La situazione a Rogliano è questa: abbiamo 29 contagi, di cui 22 con sorveglianza attiva e domiciliare da parte degli organi preposti, 7 sono ospedalizzati, di cui 6 sono al reparto di malattie infettive dell'ospedale Annunziata, mentre 1 è all'ospedale Santa Barbara, e poi abbiamo 3 casi indeterminati, cioè che devono ripetere il tampone nello stretto giro. L'analisi approfondita dei dati di Rogliano, relativa ai contagiati e ai contatti dei contagiati, ha permesso di evidenziare che si tratta per lo più di nuclei familiari, e i componenti ovviamente sono stati subito messi in quarantena al fine di arginare il contagio. Nei dati di Rogliano però si registra una crescita graduale. Il contagio quindi è rimasto circoscritto e dai dati in nostro possesso il contagio non è esteso a macchia d'olio, perché si è intervenuto prontamente con le misure di quarantena, e poi perché i primi contagiati ai primi sintomi che hanno avuto si sono messi subito in quarantena in modo tale da evitare di espandere il contagio.
25 milioni di euro per alimenti e farmaci è la risposta della Giunta regionale all'emergenza sanitaria ed economica che attanaglia anche la nostra regione. Ma vediamo quali sono le misure previste. Due le emergenze affrontate oggi in Giunta, lo fa sapere il governatore Santelli, la prima di natura contabile, avendo dovuto approvare, dice la Santelli, ad aprile il bilancio di previsione che la precedente Giunta non era riuscita ad approvare. Un bilancio che tiene conto dell'emergenza che la Calabria sta vivendo e che è anche economica oltre che sanitaria. Abbiamo poi assunto provvedimenti importanti sull'emergenza Covid-19, destinando 25 milioni di euro per le famiglie in difficoltà, finalizzati all'acquisto dei beni alimentari e farmaceutici. I 17 milioni destinati dal governo alla Calabria, del resto, fa sapere ancora la Santelli, erano decisamente insufficienti per rispondere alle esigenze del territorio. Questi 25 milioni saranno distribuiti alle famiglie calabresi seguendo gli stessi criteri utilizzati dal governo, che attribuisce i fondi ai comuni. Un ulteriore provvedimento è stato assunto poi rispetto alla dotazione informatica, così da assicurare ai giovani il diritto allo studio. La Regione Calabria ha deciso di intervenire con l'acquisto e la distribuzione tramite le istituzioni scolastiche di 25.000 tablet. Approvato un ulteriore provvedimento per categorie in difficoltà che riguarda il comparto floro-vivaistico e lattiero caseario. 5 milioni di euro, oltre a chiedere lo stato di emergenza al governo. Tutti questi provvedimenti, insieme ai 150 milioni per le imprese, costituiscono il progetto unitario denominato Riparti Calabria. Inoltre è stato previsto uno stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per sostenere i 7.000 lavoratori da mesi senza indennità e tagliati fuori anche dalle misure urgenti varate dal governo, nonostante l'emergenza sanitaria. La Giunta, su proposta degli assessori Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso, delegati al welfare e al lavoro, ha deliberato l'istituzione di un fondo per garantire interventi in favore delle migliaia di tirocinanti impegnati negli enti locali e negli uffici periferici calabresi di MIBAC, MIUR e Ministero della Giustizia. Le risorse finanziarie in questione, attinte ai finanziamenti europei, consentiranno di corrispondere quanto prima un contributo una tantum di 500 euro in favore di ognuno dei lavoratori. La parola passa ora al Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, incaricato di tradurre in concretezza attraverso i necessari atti amministrativi le misure pianificate dall'esecutivo regionale. Adesso c'è la stretta del sindaco di Cassano, Gianni Papasso, per le festività pasquali, interdette le località turistiche, chiusi i negozi e rafforzati i controlli. Dal Palazzo di Città a Cassano allo Ionio arriva l'ordinanza che di fatto chiude l'intera zona turistica, divieto di ingresso nelle case di vacanza, ai laghi di Sibari o sulle colline per le feste pasquali. Ho pensato di bloccare dalla mezzanotte di ieri tutto ciò che potrebbe essere un traffico verso le zone turistiche. Abbiamo bloccato, abbiamo recintato, abbiamo impedito gli accessi nelle zone turistiche, ai laghi, a Marina Sibari, al complesso Italia Turismo, nella zona di Bagnoio Millepine e anche nella zona di Fuscolare, così come abbiamo bloccato ogni accesso anche nella zona collinare del Monte di Cassano. Il primo cittadino ha scelto la linea dura e da oggi ha varato una nuova stretta che riguarda sia le attività lavorative che ulteriori limitazioni alla circolazione delle persone. In queste zone da oggi è bloccata ogni attività lavorativa, sia del tipo edilizia, manutentiva, anche dal tipo agricolo, se non per urgenti necessità. Poi ho pensato anche di vietare, l'ho fatto anche con un certo sacrificio questo, assembramento fra nuclei familiari, cioè se io voglio invitare a casa mia un mio cugino, un mio parente, un amico carissimo, non lo posso fare, se qualcuno mi vuole invitare non lo può fare. Sono cose dure, però Cassano sostanzialmente è immune rispetto al Covid, io voglio continuare su questa strada.
Ovviamente ho chiuso anche i negozi per la giornata di Pasqua e domenica e per la giornata di lunedì Pasquetta. Provvedimenti, fanno sapere dal municipio, adottati dopo aver sentito il COC, il Centro Operativo Comunale. Priorità, dice Papasso, è la tutela della salute dei cittadini. Feste dunque in cui saranno rafforzati i controlli. Ho messo a disposizione del comando dei vigili urbani ulteriori nuove 15 vigili che per una settimana daranno il loro contributo, lavoreranno alle dipendenze del comandante della polizia municipale, ma devo dire con estrema soddisfazione, stamattina facendo un giro sul territorio, che ho visto le forze dell'ordine mobilitate, ho visto i carabinieri di Cassano Ionio che sono mobilitati a far rispettare quelle che sono le disposizioni generali, perché no, anche l'ordinanza del sindaco di Cassano Ionio. E anche l'Unical in campo per superare l'emergenza Covid, vediamo come. Una sfida da vincere, così l'Unical, attraverso le parole del rettore Nicola Leone, fa sapere che è scesa in campo in primo piano nella lotta al Covid, anche attraverso una raccolta di donazioni. Sono tempi difficili. L'emergenza sanitaria in pochissimo tempo ha stravolto il nostro stile di vita. Da rettore, il mio impegno principale è per la tutela della salute della comunità e per garantire agli studenti il diritto allo studio, il diritto alla formazione di qualità. L'apertura dell'università al territorio, la cosiddetta terza missione, è tra gli obiettivi primari del mio mandato. E in un momento come questo, penso che i nostri studi, le nostre ricerche, l'innovazione che quotidianamente sperimentiamo nei nostri laboratori siano una riserva di energia da mettere al servizio di tutta la collettività. L'Unical è solidale, si sono attivati 14 gruppi di ricerca e sono in campo più di 100 volontari, docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, studenti e ben 13 spin-off dell'università. In poco tempo abbiamo avviato una raccolta fondi che ha già raccolto 80.000 euro. Abbiamo distribuito più di 1.000 litri di igienizzante a strutture sanitarie e civili. Assistiamo le scuole per migliorare la didattica a distanza. Abbiamo creato dei centri di ascolto proprio per alleviare il disagio delle persone in maggiore difficoltà. Nei nostri laboratori abbiamo attivato un servizio di verifica delle mascherine per la certificazione di qualità. Abbiamo somministrato i tamponi ai medici più a rischio e continueremo a farlo nei prossimi giorni. Stiamo realizzando dei prototipi per la ventilazione polmonare. Sappiate che l'Unical non è chiusa. Adesso una bella iniziativa, 300 uova di cioccolato donate dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza. Buongiorno. Grazie. Auguri di buona Pasqua. Grazie anche a voi. Speriamo che il coronavirus finisca presto. Sì, infatti. Vicinanza a chi vive in condizioni di difficoltà non solo a causa dell'emergenza sanitaria che ha fatto comunque registrare un'impennata di famiglie che vivono al limite della soglia di povertà. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno allora deciso di regalare un uovo di Pasqua a quei bimbi sfortunati con un'iniziativa denominata Ti regaliamo un sorriso, #andrà tutto bene. L'uovo come simbolo di rinascita, di pace e di fratellanza per una Pasqua che siamo certi non dimenticheremo mai. 300 uova di cioccolato per i bimbi di tutto il territorio cosentino, alcune destinate anche ai piccoli ospitati nelle case famiglia e ad altri individuati con l'aiuto delle associazioni di volontariato della Croce Rossa e delle parrocchie. Fra i tanti comuni in cui i militari hanno consegnato personalmente i doni anche quello di Bocchigliero, dove dal 24 marzo vige un'ordinanza regionale che ne ha disposto la chiusura per evitare la diffusione del contagio. L'appello delle forze dell'ordine è sempre lo stesso: restate a casa. Siate sereni, ce la faremo. Buona Pasqua. Ed ora il NAS di Reggio Calabria che ha sequestrato mascherine e igienizzanti irregolari fra Calabria e Sicilia.
1.140 confezioni di liquido igienizzante commercializzato in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale sono state sequestrate dai carabinieri del NAS a Reggio Calabria. In questa fase di emergenza sanitaria le forze dell'ordine dunque intensificano i controlli per contrastare frodi e commercio illegale di prodotti collegati all'emergenza Covid-19. C'è purtroppo chi continua a speculare e a mettere sul mercato merce spesso importata illegalmente e che non possiede le caratteristiche dichiarate, come le mascherine, dispositivi di protezione individuali difficili da reperire. Pensate, in tutta Italia circa 23.000 articoli sono stati sequestrati al Comando Carabinieri per la tutela della salute. In particolare l'intensa domanda di mascherine ha aumentato l'offerta commerciale sui canali online. Spesso però si tratta di prodotti irregolari e così i NAS hanno effettuato verifiche incrociate su flussi commerciali import-export. Nel corso delle attività degli ultimi giorni hanno sequestrato da nord a sud 8.100 mascherine di varia categoria, dalle semplici antipolvere a quelle chirurgiche fino alle FFP2, prive però delle caratteristiche dichiarate da produttori e venditori e oggetto di importazione con modalità non consentite. Bloccate anche 14.800 confezioni di prodotti disinfettanti e privi di qualsiasi registrazione. Denunciati 6 titolari di esercizi produttivi e commerciali, altri 16 invece dovranno pagare sanzioni amministrative per complessivi 25.000 euro. E a proposito di mascherine introvabili, c'è anche chi ha deciso di correre in soccorso. Vediamo. Le mascherine sono introvabili in questo periodo e quando le troviamo costano davvero tanto. C'è un gruppo di volontari a Cosenza che ha deciso di realizzarle in collaborazione con il Comune. Gemma Altimari è colei che coordina questa iniziativa. Quante ne realizzerete? Per quando saranno pronte e poi come saranno distribuite? Chi può aiutarvi in questa iniziativa? Noi stiamo cercando appunto di dare il nostro contributo in città come tanti di noi e abbiamo pensato a realizzare queste mascherine, dovrebbero essere pronte domani, aspettiamo la seconda tranche del tessuto e potremo realizzare nella prima fase 2100 mascherine che penseremo di distribuire in collaborazione con un gruppo di volontari che si occupa di questa cosa, in collaborazione di distribuirle in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali. Abbiamo avuto grande attenzione dall'assessore Alessandra De Rosa e di distribuirle poi dinanzi ai supermercati, alle farmacie, alle banche, cioè negli unici posti dove la gente si può recare e quindi può anche approvvigionarsi di queste mascherine, che sono quelle formate in tessuto, che poi può essere ovviamente lavato e sanificato, mentre la parte interna viene sostituita perché abbiamo capito che avremo bisogno a lungo di queste mascherine e abbiamo capito che ce n'è un grande bisogno. È un'iniziativa che vi fa davvero onore. Puntualizziamo, saranno distribuite gratuitamente le mascherine? Saranno distribuite gratuitamente. Ovviamente cercheremo di avere ancora la collaborazione, abbiamo la collaborazione di sarte che si sono rese disponibili, di tappezzieri, di chiunque comunque abbia una macchina per cucire. Noi cerchiamo di approvvigionarci dei tessuti in maniera tale che chiunque vuole partecipare, anzi a noi quasi c'è indispensabile, una macchina da cucire, basta che diamo il modellino e ognuno le può realizzare. Adesso un'altra bella iniziativa ci porta a Crotone, dove l'Arci distribuirà dei viveri ai più bisognosi. Qui all'Arci di Crotone abbiamo istituito un punto di raccolta e chiediamo a tutti e a tutti coloro che hanno la possibilità di farlo di venire a lasciarci una spesa, un piccolo contributo che noi provvederemo a distribuire alle famiglie più bisognose. Stessa cosa lo potete fare anche attraverso gli altri hub, l'altro è a Via Saffo, quello dove c'è la sede della Croce Rossa. Oltre a questo la spesa sospesa la potete trovare in alcuni esercizi commerciali, troverete dei carrelli
alla fine delle casse dove potete lasciare qualsiasi cosa. Servono chiaramente beni di prima necessità, quindi alimenti base come la pasta, il riso, la passata di pomodoro, il latte, eventualmente in questi giorni le uova di Pasqua per fare felice un po' i bambini che ne hanno bisogno, e anche beni per l'igiene personale, quindi detersivi, saponi. Altra cosa importante sono i farmaci da banco. Stiamo raccogliendo tutti i farmaci che possono essere presi senza ricetta medica. Vi invitiamo ancora una volta a donare, qui lo potete fare in estrema sicurezza perché all'esterno abbiamo allestito uno spazio sicuro per evitare i contatti. Continuiamo a rispettare le restrizioni, continuiamo a rispettare gli altri, a dare una mano e ci riusciremo tutti. Parliamo adesso di cronaca, torniamo sulla vicenda di Francesco Vangeli perché in 5 rischiano il processo. Chiusa l'inchiesta sull'omicidio di Francesco Vangeli, il giovane di Filandari, vittima ad ottobre del 2018 di lupara bianca e il cui corpo non è stato mai ritrovato. Il fascicolo aperto dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. A rischiare il processo sono i fratelli Antonio e Giuseppe Prostamo, ritenuti esponenti di spicco dell'omonima famiglia di 'ndrangheta di San Giovanni di Mileto, l'ex fidanzata di Vangeli, Alessia Pesce, di 21 anni, di Filandari, ma residente a San Giovanni di Mileto, e i 2 amici della vittima, Alessio Porretta e Fausto Signoretta. Vangeli sarebbe stato ucciso, secondo quanto emerso dalle indagini, dai 2 fratelli Prostamo, che avrebbero agito in concorso con altre 2 persone ancora in fase di identificazione. Il giovane di 26 anni sarebbe stato attirato con un pretesto nella casa dei 2 a San Giovanni di Mileto, dove sarebbe stato ferito dal colpo di fucile, rinchiuso in un sacco nero di plastica e trasportato a bordo della sua auto vicino al fiume Mesina, dove moribondo sarebbe stato gettato. Quindi i presunti assassini avrebbero bruciato la vettura, la cui carcassa venne ritrovata nei pressi dello svincolo autostradale di Mileto. Uno dei moventi del delitto, secondo gli inquirenti, sarebbe stata la ragazza, contesa tra la vittima e Antonio Prostamo. Parliamo adesso di abusi sessuali su un minore. È stato arrestato un 20enne nel Reggino. Una madre che coglie qualcosa di anomalo e intuisce fino a realizzarlo completamente l'orrore. Suo figlio, età inferiore ai 14 anni, è abusato sessualmente. È SP, 20 anni appena, a macchiarsi di questo tremendo atto. La donna non esita, si presenta alla stazione dei Carabinieri e denuncia ciò di cui ha ormai certezza. Cominciano così le indagini dei militari dell'Arma sotto il coordinamento della Procura di Palmi, diretta dal procuratore Ottavio Sferlazza. I primi elementi che diventano indizi, poi l'inevitabile decisione di ascoltare il minore con tutta l'assistenza psicologica necessaria e il quadro accusatorio si delinea. Il 20enne in più circostanze approfitta del ragazzo e lo induce a compiere atti sessuali in cambio di piccoli regali e favori. La storia evidentemente avrebbe anche altri elementi, giustamente restano confinati nella massima riservatezza. È sufficiente dire che il titolare dell'inchiesta, il pubblico ministero Davide Lucisano, inoltre ha richiesto al GIP di ordinanza di custodia cautelare in carcere, istanza che viene accolta. 48 ore fa i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro a Rizziconi hanno dato esecuzione all'arresto. SP, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Palmi. Parliamo adesso di lavoro, ritardi negli stipendi e situazione da stress da coronavirus. Proclamato invece lo stato di agitazione dei lavoratori di Ecologia Oggi a Cosenza, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto. Clima da stress correlato alla gestione dell'emergenza coronavirus. I sindacati proclamano lo stato di agitazione del personale di Ecologia Oggi a Cosenza per le tute gialle, una situazione che rischia di compromettere il corretto funzionamento del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio. La denuncia è di CGL Cisle e Guil, che hanno chiesto un incontro in prefettura al rappresentante di governo, la dottoressa Cinzia Guercio, una convocazione
convocazione preferibilmente in modalità telematica. In tempi di distanziamento sociale anche la discussione delle vertenze si adegua nell'utilizzo delle tecnologie. Ma cosa rivendicano i lavoratori? Intanto quello che viene definito sistematico ritardo nell'erogazione degli stipendi, che avverrebbe da più mesi, a cui si aggiunge un atteggiamento che i sindacati definiscono di chiusura da parte dell'azienda, un comportamento che, scrivono nero su bianco i sindacalisti Teodora Gagliardi, Gianluca Campolongo e Giovanni Villella, non fa sentire i lavoratori tutelati. Trovare la quadratura del cerchio e dare risposte ai dipendenti, al contempo garantire un servizio essenziale, è ciò che chiedono le parti sociali alla vigilia di una Pasqua diversa, una festa poco serena. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Scoppia la primavera sulla nostra regione, il cuore di un vasto anticiclone delle Azzorre si sposta ulteriormente verso levante con un conseguente aumento delle temperature che si riporteranno in media con i valori tipici del periodo. Domani condizioni soleggiate su gran parte del territorio, poche nuvole innocue si potrebbero addensare ancora lungo i litorali e i versanti tirrenici nel corso della giornata. Temperature in ulteriore e lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani il Tirreno e lo Ionio Cosentino saranno calmi o quasi calmi, poco mosso nei rimanenti settori ionici. Venti deboli dai quadranti occidentali sul Tirreno, deboli di direzione variabile sullo Ionio, ad esclusione del settore crotonese, dove spireranno ancora localmente moderati da nord. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, vi lascio alla copertina dei ragazzi del Cosenza K42 e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, mi mancate molto. Ci rivediamo in pista perché sono sicura che insieme supereremo questa fase. La prima cosa che voglio fare quando torno al campo è fare un 500 a bomba dopo un allenamento di tecnica, così da spaccarmi le gambe come piace a me. Un abbraccio virtuale a tutti. Non vedo l'ora di tornare ad allenarmi. Appuntamento al più presto. Ragazzi, teniamo duro un altro po'. Sono sicuro che tra pochissimo ci ritroveremo tutti al campo scuola e saremo più carichi di prima. Un abbraccio. Quando tutto finirà, giuro che vincerò una campestre. E io sono la mascotte. Ciao a tutti. Non vediamo l'ora di ritornare ad allenarci. Speriamo di rivederci presto. Moses, che stai facendo? Ah sì, che domande fai? Mi sto allenando. E per cosa? Perché non bisogna mai mollare, andrà tutto bene. Ciao a tutti, mi mancate tanto. Non vedo l'ora di ritornare a correre insieme a voi e di parlare del più e del meno, come sempre. Insomma, non vedo l'ora di ritornare alla normalità. Spero di rivedervi al più presto. Ciao! You just keep me hanging.